essere. Dopo il dramma di Genova e le segnalazioni dei cittadini, stamane sopralluogo del sindaco con Veneto Strade al sottopasso di Sant'Angelo, nessun rischio statico, dice Conte, solo problemi all'intonaco che si scrosta. Le ricadute politiche della tragedia di Genova, dibattito sulla nazionalizzazione della rete autostradale, intanto Salvini appoggia la proposta di Zaia di una holding del nord-est. Investito da un'auto mentre cammina sulla strada, tragedia nella notte a Castrette di Villorba, 38enne muore durante il trasporto all'ospedale di Treviso. Duplice delitto di role a 6 mesi dal massacro dei coniugi Nicolasi, è stato rintracciato quello che viene considerato un super testimone, era con Sergio Papa nelle ore successive al massacro. Il caso della nave Diciotti bloccata in porto a Catania, l'opinione dei trevigiani che si dividono tra rigore e richieste di interventi europei e pietà per i migranti salvati nel Mediterraneo. Hanno rubato 24 bottiglie di champagne, l'ha penetrati la scorsa notte in un'azienda di Bessonna che produce tutt'altro, una l'hanno stappata e bevuta sul posto prima di allontanarsi. In arrivo piogge e temporali in tutto il Veneto nel weekend, temperatura in picchiata, allerta gialla, poi dal lunedì tornerà il sole. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Si moltiplicano dopo i fatti di Genova le segnalazioni e le verifiche sulla solidità di ponti e viadotti anche nella Marca. A Treviso sopralluogo del sindaco questa mattina al discusso sottopasso della tangenziale a Sant'Angelo, che anche noi nei giorni scorsi eravamo tornati a riprendere con le nostre telecamere. Vediamo. Sottopasso di via Sant'Angelo, con le preoccupazioni dei residenti diventate sempre più pressanti dopo la tragedia del viadotto di Genova, il sindaco Mario Conte ha convocato i tecnici di Veneto Strade ed effettuato in mattinata una ricognizione del manufatto transennato da tempo e in condizioni almeno apparentemente precarie. Necessario verificare un eventuale rischio statico, trattandosi di un ponte sotto la tangenziale che sorregge il passaggio di circa 20.000 veicoli al giorno. Abbiamo fatto un sopralluogo, non ci sono problemi strutturali per quanto riguarda la struttura, i cementi ammalorati sono è un problema superficiale che verrà risolto a partire da settembre-ottobre, quando Veneto Strade appalterà i lavori, quindi verrà fatto un risanamento delle superfici in cemento, un trattamento di bonifica dei ferri d'armo e poi verrà ripristinata la superficie in cemento. Inoltre abbiamo chiesto che venga nuovamente ricollaudato il ponte in modo tale da fugare ogni dubbio che i cittadini possono avere. La cosa che posso affermare con certezza è che il caso di Genova non ha nulla a che vedere con il ponte di Sant'Angelo, quindi i nostri cittadini possono stare tranquilli, anche quei problemi superficiali comunque entro fine anno verranno risolti. Una verifica doverosa anche per tranquillizzare chi utilizza quotidianamente quel sottopasso o ci vive accanto e che ai nostri microfoni aveva detto: bisogna mettersi in testa che le risorse hanno delle priorità e quindi bisogna investire nella sicurezza. Le segnalazioni, i dubbi, i timori si sono comprensibilmente moltiplicati dopo il crollo di Ponte Morandi a Treviso come nelle altre zone del Veneto e dell'Italia. Perplessità che anche un restyling esterno contribuirà a fugare. E a Vidoro ora, dove si discute del ponte sul Piave risalente al 1911 e alla nuova viabilità. Le associazioni spingono per non perdere questa occasione e rivedere l'intera viabilità della zona. Sentiamo. A Vidor non solo l'amministrazione ma anche cittadini e gruppi che da anni chiedono a gran voce la costruzione di un ponte alternativo a quello attualmente utilizzato sul Piave non intendono lasciarsi scappare l'occasione della ritrovata attenzione su questa infrastruttura per portare a casa il tanto sospirato risultato. L'accento nuovamente posto dal governatore Zaia sulla viabilità della zona, per mettere in sicurezza la quale servirebbe un investimento tra i 35 e i 40 milioni di euro, può realisticamente dare il là
punterà alla concretizzazione di questo intervento. Il nuovo ponte risolverebbe i problemi di traffico, i problemi di transito pedonale, i problemi di vivibilità dei luoghi, i problemi di collegamento con le grandi arterie, la superstrada veneta Costruenda, la Valsugana che scende dal Feltrino, le autostrade e così via, quindi i problemi di sviluppo economico della zona del Prosecco di OCG. Tutte queste problematiche verrebbero risolte dalla costruzione di un nuovo ponte. L'associazione Nuovo Ponte di Vidor, di cui l'esponente PD Spinnato è portavoce, ricorda che un progetto preliminare è già disponibile. È necessario procedere con l'iter progettuale, è necessario che la Regione Veneto stanzi le risorse per commissionare la valutazione di impatto ambientale e la progettazione definitiva. Una volta che esiste questo documento è sicuramente molto facile sedersi al tavolo con il Ministero e chiedere l'inserimento di quest'opera come opera strategica a livello nazionale. Insomma, i presupposti ci sono tutti e per cui il finanziamento potrebbe proprio arrivare dallo Stato. Spinnato concorda con il Presidente della Regione sull'importanza vitale di questa infrastruttura per Treviso e il Veneto, ma non solo, vista la vocazione produttiva e turistica di quest'area nel cuore del territorio del Prosecco. È un nodo strategico, è tempo di fare qualcosa, è meglio approfittare di questo momento in cui l'opinione pubblica è molto sensibile. Noi siamo contenti di aver sollevato di nuovo il problema, prendiamo questa occasione sia come cittadini per spingere le nostre istituzioni, sia come istituzioni per fare le cose necessarie anche ai livelli superiori e arrivare finalmente addirittura d'arrivo per quest'opera necessaria. Intanto Autostrade per l'Italia, che fa capo alla holding Atlantia e quindi alla famiglia Benetton di Ponzano Veneto, ha fatto sapere di aver versato questa mattina i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell'emergenza causata dal crollo del ponte Morandi, famiglie delle vittime o sfollati. Al vaglio ci sono altre 34 richieste, si tratta di versamenti destinati a far fronte alle prime necessità legate all'emergenza. Fino alle 13 di oggi, in 2 giornate e mezzo di attività, si sono rivolti ai 2 punti di contatto di Autostrade circa 100 famiglie colpite dalla tragedia. E dalla cronaca le ricadute politiche di quanto accaduto a Genova, dibattito sulla nazionalizzazione della rete autostradale. Intanto il ministro Matteo Salvini appoggia la proposta del governatore veneto Luca Zaia di una holding del Nord-Est. Sentiamo. Le divisioni politiche sulla nazionalizzazione della rete autostradale e ancora l'appoggio del ministro dell'Interno Matteo Salvini all'ipotesi di holding autostradale del Nord-Est avanzata dal presidente del Veneto Luca Zaia. Infine Atlantia, la società che fa capo alla famiglia Benetton, pronta a chiedere al governo i danni per le ricadute in borsa delle loro esternazioni successive al crollo del ponte Morandi. Il disastro di Genova sta producendo conseguenze a non finire. Gian Antonio Darè, segretario della Liga Veneta, prende le distanze da Zaia e si dice favorevole a una statalizzazione. Il governatore sul tema era stato molto prudente. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla, con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Zaia incassa invece da Salvini l'appoggio dell'idea di creare una holding autostradale del Nord-Est, rilanciata a più riprese dal governatore. Per Salvini i vertici di Atlantia ancora non si rendono conto della gravità di quanto è successo. Lo dice commentando la presa di posizione del CDA della società, che ha avviato verifiche sull'impatto che avrebbe un'eventuale revoca della concessione e sugli effetti delle ripetute esternazioni del governo. Gli investimenti di Autostrade per l'Italia sulla rete controllata sono al vaglio dell'ANAC, mentre viene presa in seria considerazione l'ipotesi di ingresso della Cassa Depositi e Prestiti in una holding che i Benetton già ipotizzavano di aprire a nuovi soci. La cronaca, ora tragedia nella notte a Villorba, travolto da un'auto sulla Pontebana, è morto un 38enne di origini marocchine, sentiamo. Stava attraversando a piedi la Pontebana, Castrette di Villorba all'altezza della Italcar.
Abdel Fattah Oudate, 38 anni, cittadino marocchino da anni trasferitosi nella Marca, è stato travolto da un'auto condotta da un 44enne di Giavera del Montello. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Soccorso dai sanitari del 118, è stato caricato sull'ambulanza per essere trasportato all'ospedale Cafoncello, ma non ce l'ha fatta, è morto durante il trasporto. La dinamica della tragedia è ora al vaglio dei carabinieri. Quel che è certo è che il 38enne, quando è stato travolto, si trovava in mezzo alla strada, probabilmente stava attraversando per raggiungere l'hotel dove da qualche tempo alloggiava assieme al fratello, dopo aver lasciato il comune di Zero Branco dove la famiglia risiedeva fino al 2002. L'utilitaria, che procedeva in direzione Spresiano, se l'è trovato davanti all'improvviso ed il conducente non è riuscito ad evitarlo. Sulla tragedia è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Torniamo ora sul duplice omicidio di Rolle di Cison di Valmarino, perché a 6 mesi dal massacro dei coniugi Nicolasi è stato rintracciato quello che viene considerato un super testimone. Si trovava con Sergio Papa nelle ore successive al massacro dei coniugi Nicolasi lo scorso marzo a Rolle e viene considerato un super testimone. Il marocchino Sharaf Eddine Bilani, 32 anni, residente a Mogliano Veneto, è stato ora rintracciato e arrestato dai carabinieri. Era stato convocato dalla procura come persona informata sui fatti, ma a quella richiesta non aveva mai risposto. Infine non si era più fatto trovare, malgrado nel frattempo fosse stato arrestato per spaccio di stupefacenti e fosse stato posto ai domiciliari. A suo carico era stato emesso un mandato di cattura per evasione, eseguito martedì pomeriggio. Il giovane nordafricano è stato fermato a Marghera dagli agenti della polizia locale e quindi condotto in carcere a Venezia. Insieme a Papa avrebbe girovagato tra il padovano e il veneziano nei giorni tra il duplice omicidio di Loris Nicolasi e la moglie Anna Maria Niola e il fermo del 36enne di Refrontolo accusato del delitto. Ora a Bilali sarà chiesto di riferire quanto gli ha raccontato Papa, che continua ancora oggi a professarsi innocente, malgrado sotto le unghie della Niola sia stato trovato il suo DNA e il contenuto compromettente delle conversazioni dei familiari intercettate dagli inquirenti. Ed era il caso migranti, il caso della nave 18 bloccata in porto a Catania e le minacce che sono state indirizzate al ministro dell'Interno Matteo Salvini, solidarietà da parte del governatore del Veneto Zaia, che ha scritto: esprimo la mia solidarietà umana ed istituzionale al ministro Salvini, violenza e minacce vanno bandite dalla democrazia e non vanno mai sottovalutate. Questo è il commento di Zaia appunto relativamente alle scritte apparse su una staccionata a Rovereto. Spero si riesca ad individuare e punire come meritano i colpevoli, aggiunge Zaia. Di quest'ultimo gesto, come di quelli recentissimi a Treviso e Bergamo, accaduti in una continuità temporale che testimonia di un brutto clima antidemocratico da combattere con la forza delle idee e della libertà. Queste le affermazioni del governatore. Intanto abbiamo sentito oggi l'opinione dei trevigiani sulla questione dei migranti bloccati in porto, trevigiani che si dividono tra rigore e pietà per i migranti salvati nel Mediterraneo. Sentiamo. In questo momento qua non vedo una situazione diversa per la Lega e con 5 Stelle. Siamo passati da un partito, da una politica di, non lo so, non dico che si accettava tutto, comunque è passato troppo e adesso niente, quindi questa è la mia impressione, non va bene quello che c'è adesso. Senza cattiveria, però è giusto come la pensa Salvini e Di Maio, cioè se viene qua, possono venire qua, però se devono venire qua per fare malani come si sente in giro per tutti i telegiornali, perché tutta la gente si lamenta, è meglio che ritornino a casa sua, senza cattiveria. Tutto sbagliato, la non è italiana, sono in Italia, non senza rispetto, non siamo tutti divisi, sono così che soffre. Condivido pienamente con Salvini, condivido, solo quello, solo basta. Penso che va bene così perché sono tanti. E poi se hanno diritto a documenti è un conto, ma poi non hanno diritto a documenti questi poveri esseri umani e stanno qui. Poi noi lavoriamo, paghiamo le tasse anche noi, perché io sono in Italia da 15 anni, paghiamo le tasse come tutti gli italiani, loro devono stare qui ai nostri costi, non condivido. Io sono del Marocco di origine
E mi spiace veramente per tutto ciò, perché praticamente so che loro hanno una brutta situazione. Il fatto che arrivano qua e tenere anche la nave bloccata, secondo me bisogna aiutarli, darci una mano comunque con un modo o l'altro. Secondo me la soluzione è sempre quella di trovare un'intesa con gli altri paesi dell'Europa affinché sostengano le problematiche dell'immigrazione in Italia. Io sarei favorevole a tutto l'insieme della comunità, dividere un po' le parti, magari un po' per l'Italia, un po' in Spagna, un po', se no tutta l'Italia mi sembra un po' troppo. Ancora cronaca, hanno rubato 24 bottiglie di champagne, i ladri penetrati la scorsa notte in un'azienda a Dosson di Casier. Chissà cosa pensavano di trovare i ladri all'interno della UK Distribution di Dosson di Casier, azienda specializzata nella realizzazione di impianti di diffusione sonora. Dopo essere entrati forzando la porta d'ingresso, i malviventi si sono introdotti all'interno della cantinetta privata allestita dal proprietario appassionato di vini ed evidentemente non hanno resistito. Hanno arraffato 24 bottiglie di champagne e poi sono scappati senza rubare altro, non proprio in tutta fretta, visto che hanno avuto il tempo di aprirne una e bersela lì sul posto. Il furto è stato scoperto al mattino successivo, quando i titolari hanno trovato la porta forzata e la collezione di bottiglie sparita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Studenti di 5 comuni della Pedemontana senza bus per tornare a casa il pomeriggio dopo aver frequentato le lezioni. Botta e risposta con Mom. Sentiamo. Prima è stato il comune di Valdobbiadene, poi la richiesta MOM del potenziamento pomeridiano della linea 130 dei bus si è estesa a Possagno, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello e Cornuda. La richiesta per dare una risposta alle famiglie degli studenti che frequentano l'Istituto Verdi e la scuola professionale DF di Valdobbiadene, costretti ad affrontare notevoli disagi per la carenza del servizio pubblico il pomeriggio. La richiesta dei sindaci, pervenuta a MOM lo scorso giugno, non ha, dicono dai comuni, ancora avuto risposta dall'azienda di trasporto pubblico, ma a stretto giro ribatte la MOM. L'istituzione del servizio pomeridiano della linea 130 è stato preso in esame dall'azienda, che ha stimato in quasi 9.000 chilometri supplementari l'istituzione della corsa nel periodo scolastico per un costo complessivo di 23.400 euro, costo che MOM non può accollarsi se non creando altri disservizi altrove. Per questo l'azienda ha chiesto al comune di Valdobbiadene di farsi carico della spesa. Ora che la richiesta della corsa pomeridiana si è estesa agli altri 4 comuni, continua MOM, gli ostacoli economici potrebbero essere superati tramite una compartecipazione di tutti e 5 i comuni al pagamento del servizio e attraverso una comune sollecitazione alla Regione Veneto per il riconoscimento futuro del corrispondente contributo di concessione per l'ampliamento. Nel frattempo la soluzione transitoria potrebbe essere quella per gli studenti di servirsi di 2 corse passando per Cornuda. Nonostante si tratti di un percorso fuori tratta, dove quindi non è valido l'abbonamento alla linea 130, commenta il presidente di MOM Giacomo Colladonna, pur di venire incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti, riteniamo percorribile, prosegue il presidente di MOM, la possibilità di inserire tale tratta aggiuntiva all'interno dei titoli di viaggio elettronici dei richiedenti. Cittadella della Salute a Treviso, ormai pronta la nuova elisuperficie, sarà operativa dal prossimo autunno in modo da consentire l'avvio delle opere anche sull'attuale sede. Intanto proseguono i lavori di realizzazione dell'edificio destinato a sede logistica e centrale operativa del 118 Treviso Emergenza, che sarà completato con il nuovo anno. Nei prossimi giorni sono programmate le opere per l'adeguamento delle torri di illuminazione dei parcheggi riservati al pubblico. È previsto per l'autunno l'avvio dell'attività nel nuovo eliporto della Cittadella della Salute. La struttura, progettata nell'attuale zona di cantiere, sta per essere ultimata. Nei prossimi mesi sarà quindi già utilizzata per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri del SUEM. Contemporaneamente potranno essere avviati i lavori anche sull'attuale elisuperficie.
Quest'ultima infatti è compresa nell'area destinata ad ospitare il nuovo edificio ospedaliero riservato all'alta intensità di cura. Nell'ambito del progetto sono previste nei prossimi giorni alcune opere accessorie anche su aree esterne a quella di proprietà dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, in particolare quelle dei parcheggi. Gli interventi si terranno con autorizzazione della polizia locale, limitando quindi l'utilizzo delle aree di sosta interessate. Potrebbero quindi ovviamente esserci dei disagi per gli utenti. Le aree interessate sono il parcheggio P1, quello della via Cittadella della Salute, lato Ordine dei Medici, dalle 7 del 25 agosto alle 20 del 27 agosto, e poi il parcheggio P2 in via Cittadella della Salute, lato via del Passo, dalle 7 del 28 agosto alle 20 del 30 agosto. L'azienda ULSS 2 della Marca si scusa per il disagio che i cittadini potranno incontrare in questi giorni nelle aree interessate appunto proprio per i lavori, e quindi con una riduzione dei posti auto disponibili. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco restate con noi. Domenica. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari, spazio ora alle vostre segnalazioni. Torna il parcheggio selvaggio in via Piani a Treviso. A chiamare Antenna 3 una telespettatrice che chiede all'amministrazione come intenda risolvere il problema. Nei periodi non festivi ci sono delle vetture che parcheggiano in maniera un po' selvaggia. Io ho trovato questa transenne all'improvviso, non so per quale ragione, e adesso il problema non c'è perché è estate, ma forse a settembre ricomincerà di nuovo. Così un residente di via Appiani, la stradina che collega viale Montegrappa all'accesso principale alla cittadella delle istituzioni. Gli abitanti hanno segnalato ad Antenna 3 il problema del parcheggio selvaggio e dell'accesso indiscriminato a una via che, stando alla segnaletica, non dovrebbe essere utilizzata se non in casi eccezionali. Il problema, che si ripresenta comunque ogni fine settimana, tornerà ad aggravarsi alla ripresa di scuole e attività a settembre. Una telespettatrice che preferisce non comparire descrive così la situazione. È un via vai di macchine che arrivano, parcheggiano, sostano, magari qualcuno si accosta a una macchina che è già parcheggiata in un divieto di sosta, ed è questa la situazione quotidiana da almeno 4 mesi. Da quando hanno chiuso la zona di Equitalia, da quando le macchine non possono più parcheggiare dove c'è Equitalia. Strada chiusa via Appiani almeno finché non è comparsa questa transenna. Quella transenna viene utilizzata all'uopo di chi deve passare la apre, la chiude, qualche volta non la chiudono, la rimettiamo a posto noi che abitiamo lì nella zona. Ma funziona così quella transenna. Da qui la richiesta della telespettatrice. Io vorrei capire che cosa intende fare l'amministrazione, cioè quella strada è una strada chiusa con dei divieti di sosta o è una strada percorribile e siamo tutti autorizzati a parcheggiare? Perché la situazione è sempre la stessa, che le persone corrette non parcheggiano e non arrivano fino al fine della strada con la macchina, le persone scorrette fanno quello che ne hanno voglia. Nei giorni scorsi vi avevamo proposto la protesta di un residente di Fiera a Treviso per i mucchi di aghi di pino che ricoprono pozzetti di scolo e marciapiedi. Siamo andati a sentire la risposta di Casugana. Qui abbiamo 20 pini marini, quando piove vengono giù gli aghi e coprono tutti i tombini e noi cittadini che paghiamo dobbiamo venire giù e levare via gli aghi dai tombini, altrimenti l'acqua non scorre, è una cosa vergognosa. Così ai nostri microfoni un residente di via Umberto Saba al villaggio Gesca, la fiera, aghi di pino che otturano i tombini, aghi che si ammucchiano sul marciapiede rischiando di far scivolare i molti anziani che abitano in zona. Il problema, hanno spiegato i residenti, è la scarsa frequenza con cui Contarina passa a pulire la strada, un problema che a Casugana sembrano già determinati ad affrontare, riprendendo in mano l'accordo con l'azienda di raccolta rifiuti e gestione del verde. Con l'idea di riformulare interamente il contratto con principi più qualitativi, con principi di manutenzione ordinaria che non sia a macchia di leopardo ma sia sistematica, in modo che effettivamente i cittadini giustamente
paghino quella tassa sul verde, la paghino volentieri e con equità. Con il cittadino che ci ha contattato, l'assessore ha avuto in questi giorni un confronto faccia a faccia. Hanno parlato sia dello spazzamento che dell'eventuale sostituzione dei pini che necessitano di così tanta manutenzione. Ovviamente gli alberi, se sono sani, ovviamente li lasciamo stare, certamente che anche nel novero dei contratti da rinnovare c'è anche quello dello spazzamento delle città, delle strade cittadine con maggior frequenza. Non siamo polemici con nessuno, vogliamo però che da oggi cambi tutto a favore dei cittadini, che ci sia una città più pulita e più manutentata. Le dimostranze del cittadino sono quindi state considerate corrette. Sì, erano corrette e abbiamo inoltrato la segnalazione affinché venga fatto questo provvedimento, anche se è un provvedimento, ripeto, di manutenzione ordinaria e quindi non dovrebbe neanche esserci bisogno di fare queste segnalazioni, dovrebbe essere sistematico. Dopo un periodo di tempo stabile con l'anticiclone delle Azzorre che ha portato in questi ultimi giorni a temperature ben al di sopra delle medie del periodo con valori massimi sui 34-36 gradi, entro domani l'alta pressione inizierà a cedere per l'avvicinarsi di una profonda saccatura nord atlantica. Un attivo fronte freddo transiterà quindi su tutto il nord Italia tra sabato e domenica, causando marcato maltempo associato ad un sensibile ma temporaneo calo termico. Sulla base delle previsioni meteo emesse dall'ARPAV, quindi il centro funzione decentramento della protezione civile del Veneto, ha emesso oggi pomeriggio un avviso di criticità idrogeologica su tutto il territorio, dichiarando lo stato di attenzione valevole dalle 14 di oggi fino alle 8 di sabato 25, fino alle 14 di domani. La fase operativa di attenzione è limitata ai bacini idrografici dell'Alto Piave, del Piave Pedemontano e poi del Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige, Garda e Monti Lessini. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario di temporali forti, ma fino alle 14 di domani è stato dichiarato anche lo stato di attenzione rinforzata per l'area bellunese di Borca di Cadore. Ed ora la pagina degli spettacoli, e non solo, perché è stata presentata oggi l'edizione 2018 dell'Home Festival, novità quindi sui trasporti e sulla gestione dell'area dell'ex dogana di Treviso. Home Festival puntuale a Treviso, ex dogana, dal 29 agosto al 2 settembre. Accantonata la tentazione di mollare, grazie alle carezze, così dice il patron Lombardi della città, si torna a proporre un appuntamento internazionale. Ermal Meta, Caparezza, Stato Sociale, 200 artisti e 7 palchi e una piccola grande rivoluzione nella logistica. Un treno notturno dedicato espressamente ai fruitori del festival, collegato ai massicci servizi navetta messi in campo da MOM. Si tratta di un servizio sperimentale, ci è stato chiesto per il primo anno dagli organizzatori a un festival che si fa carico del costo di 2 treni speciali, uno la notte tra il venerdì e il sabato, uno la notte tra il sabato e la domenica, partirà alle 3:15, una capienza di 1000 posti interamente pagato da un festival. Quindi i clienti potranno salire senza biglietto. Io credo che apra una strada nuova per gli organizzatori di eventi. Chi organizza un evento si fa carico anche della logistica. Una novità che va nella direzione di affrontare i grossi numeri che Treviso si aspetta. Per questa edizione ci aspettiamo circa 90.000 persone, quindi tenendo conto che siamo partiti con 15.000 già si capisce la crescita. Area della dogana, centro di attrazione turistica, campeggio dalla vocazione glam, secondo la tendenza internazionale. Location gestita all'insegna della sicurezza, sarà completamente videosorvegliata. Infine gli eventi collaterali promossi al Parco San Giuliano di Mestre. Come abbiamo rivitalizzato altre zone della città di Treviso, speriamo di portare anche un po' di luce e un po' di divertimento lì a San Giuliano, poi capiremo perché ci stiamo lavorando proprio ora.
Nell'album delle figurine a Ponzano Veneto non ci sono i calciatori dei massimi campionati nazionali o stranieri, ma le centinaia di volti di bambini e ragazzi iscritti a decine di associazioni locali di varie discipline sportive. L'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale, attraverso la quale ogni cittadino potrà collezionare, attaccare alle pagine dell'album e conservare la documentazione fotografica che simula in modo perfetto le raccolte di figurine panini familiari a generazioni di piccoli collezionisti. Accanto a ciascuna immagine, che sarà realizzata da fotografi inviati dalla casa editrice alle associazioni che aderiranno all'iniziativa, ci sarà la descrizione della formazione di appartenenza. L'album sarà disponibile nelle società sportive e nelle edicole, le quali venderanno bustine con 5 figurine adesive ciascuna da raccogliere e scambiare. Il ricavato dell'operazione sarà utilizzato per operazioni dedicate agli ambienti sportivi di Ponzano, tra cui l'acquisto di defibrillatori. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ringrazio per essere stati con noi a seguire le notizie da Treviso. Vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi peggiorerà per l'arrivo di una perturbazione, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile un po' su tutti i settori, con temporali frequenti e localmente anche forti. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 26 e 34 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, con ampio soleggiamento ovunque. Entro sera però peggiorerà su tutti i settori, con rovesci via via più diffusi. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima mattinata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio precipitazioni temporalesche via via più diffuse sulla nostra regione e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.